Allora a questo punto cosa succede? Che un po' per vigliaccheria, un po' per incapacità, un po' perché i poeti purtroppo nelle storie d'amore vengono sempre uccisi dai cattivi, si finisce molte volte per mettere su famiglia o comunque unirsi, perché adesso non si parla più di mettere su famiglia regolare, ma insomma mettersi in coppia di qualunque tipo, perché ognuno si gestisce come vuole, perché qualcuno ti dice beh, se tu ti metti con quello lì io ti apro un negozietto, io ti sistemo, io faccio una cosa. Quante volte succede ancora, è come se succede, si devono fare tutti i conti. E allora che cosa succede? Che uno che gli capita di accoppiarsi in questa maniera comincia a vivere come il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ve lo ricordate? Quello che di giorno faceva una cosa e di notte ne faceva. E lui, questo personaggio è uguale, sta a casa, timbra, però poi cosa fa? Con la testa vola via. Battisti e Mogol, che ne devono aver passate di tutti i colori in questo senso, hanno scritto per me questa meravigliosa canzone che fa: io lavoro e penso a te, torno a casa, penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? Penso a te. Dove andiamo? Penso a te, le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi sperano, però si stan cercando na 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 na. Scusa, è tardi, penso a te, t'accompagno, penso a te, non sono stato divertente e penso a te.